Ciao e benvenuto al nuovo video degustazione. La portata di oggi è una succulenta Costata ai ferri. e per l'abbinamento? Io ho pensato a un prodotto che conservo da parecchio tempo, infatti è del 2011. Eccolo qua, si tratta di un Valpolicella ripasso superiore DOC di Rocca Sveva, ovvero la cantina di Soave. Questa bottiglia in particolare l'ho conservata per ben 9 anni e non vedo l'ora di aprirla in modo tale che respiri un pochino. L'uvaggio è 75% corvina, 20% rondinella e 5% molinara. La gradazione alcolica è di 13,5, mentre invece la maturazione avviene per un 30% all'interno di barrique, mentre invece per il restante 70% in botti di rovere, per 12-18 mesi. Inoltre viene affinato per ulteriori 6 mesi in bottiglia prima di essere messo in commercio. E ora che ha respirato un paio d'ore, siamo pronti per la degustazione. Wow, madonna mia, ma quanto è viscoso! Guarda qua, ma che struttura! Mamma mia, incredibile. Si vedono proprio i segni che lascia sul calice. Incredibili, incredibili. Li vedi? Wow. Il colore è un bellissimo rosso rubino, intenso, la struttura decisamente importante. A naso è qualcosa di fenomenale, si sente sicuramente una confettura importante, quasi sotto spirito di ciliegia, oltre alla viola appassita, la mora sicuramente, e sì, abbiamo anche delle note speziate e anche qualcosa che ricorda il cacao, non vedo l'ora di assaggiarlo. Che eleganza in bocca, mi piace davvero un sacco, è morbido, gradevole, rotondo, sapido, qua dietro proprio preciso, la morbidezza è intrinseca in questo prodotto, accompagna davvero molto molto bene. I tannini sono proprio setosi, morbidi, armoniosi. L'abbinamento secondo me è sensazionale, in quanto il vino ha avuto la sua maturazione, si è affinato e adesso risulta davvero incredibilmente morbido ed equilibrato. La costata, come hai visto, invece è succulenta, ha grassezza, struttura, ha sicuramente carattere, quindi precisa, tagliata a fette appena appena al sangue. Con questo vino la morte è sua. E inoltre aggiungerei anche un contorno, qualcosa che sciacqui un pochino la bocca, qualcosa di fresco, quindi secondo me un'insalata verde, magari un iceberg bella fredda, secondo me è precisa. Ci vediamo al prossimo video e ricordati di bere senza perdere la dignità.